Ancora una tragedia nel Mediterraneo, affonda un gommone con una cinquantina di persone a bordo. La nave ONG Sea-Watch è riuscita a salvarne solo 34. Giovanna Cucè. Le braccia si aggrappano ai tubolari di un gommone e tutto ciò che resta dell'ennesimo carico della disperazione colato a picco nel Mediterraneo centrale. Quando i soccorritori della ONG Sea-Watch 3 arrivano nel punto esatto da cui è partito il Mayday, ecco che cosa si ritrovano davanti agli occhi. Eravamo in 54 alla partenza, raccontano i naufraghi, ne hanno salvati 34. Nella cruda contabilità i restanti sono tutti dispersi. In appena 2 giorni, oltre 800 i migranti arrivati a Lampedusa, sbarchi multipli, autonomi, con le piccole imbarcazioni che Guardia Costiera e Finanza intercettano a poche miglia dalle coste. Il sindaco dell'isola frontiera chiede aiuto. Non possiamo venire dimenticati, dice, mentre l'hotspot si riempie e riprendono i trasferimenti con i traghetti di linea verso Porto Empedocle. Ieri al poliambulatorio di Lampedusa è nata una bambina. La mamma è stata per giorni in mezzo al mare prima di darla alla luce. L'hanno chiamata Roberta, come uno dei medici che l'ha fatta nascere.